Ieri pomeriggio mi è arrivata una notifica sulla mia pagina di Facebook dove Facebook mi comunica che hanno rimosso una immagine molto violenta. È polemica tra l'assessore regionale Elena Donazzan e Facebook, convinta che il social network le avesse cancellato un post legato alla svastica insanguinata che le era stata aggiunta sulla fronte in una fotografia. Si trattava invece del commento sulla sua partecipazione a un convegno organizzato da Casa Pound. Facebook ha rimosso questa immagine. Cioè la tavola dei relatori con due tricolori e una bandiera che è quella di un partito che si è proposto alle elezioni europee ultime. Ma il problema è che è Casa Pound. E così l'assessore regionale di Fratelli d'Italia rilancia con polemica, trovando la decisione ingiustificata, chiedendo su quali basi viene definita la violenza del messaggio. Allora Facebook com'è che decide che cosa è violento e che cosa no? Cioè tra queste due immagini non c'è paragone. Facebook ha una linea politica che io non conosco e per il quale la libertà di espressione viene limitata, e allora io mi chiedo qual è la libertà oggi. E se Facebook non ripristinerà il messaggio cancellato, l'assessore anticipa che presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere una verifica sull'operato del social network.